Trevignano non si accontenta della sentenza definitiva del Tribunale sulla vicenda della cava Zoff e chiede il riconoscimento del danno morale e del danno ambientale per la comunità di Clauiano. La cava Zoff nel 2004 era stata posta sotto sequestro dagli uomini del NOE nell'ambito di un'indagine sul traffico di rifiuti in tutta Italia. Una vicenda durata 7 anni, iniziata nel 2004 con il blitz dei NOE alla cava Zoff di Trevignano e conclusasi con la sentenza definitiva di condanna di 2 professionisti, Turello e Basei, che prevede, oltre alla reclusione d'1 anno e 4 mesi, anche il pagamento delle spese processuali. È soddisfatto il sindaco di Trevignano Roberto Fedele, che ora punta ad avere anche il rimborso delle spese legali del comune che si era costituito parte civile nel processo. Ma questo non basta, spiega Fedele. Ora vogliamo che venga riconosciuto il danno d'immagine che ha subito la frazione di Clauiano, considerata uno dei borghi più belli d'Italia. Questa vicenda, continua, ha rovinato l'immagine del nostro territorio. Il comune si è affidato nuovamente ai legali per stabilire una cifra che possa ripagare la comunità del danno subito. Si chiede una sorta di refusione delle spese anche per il danno morale subito dall'intera comunità. Tra l'altro il giudice ha chiesto la bonifica del sito interessato per le sostanze contaminanti derivanti dal deposito di materiali non inerti. Cercheremo di assicurare al territorio che la bonifica venga fatta, spiega il sindaco, e ora valuteremo con i proprietari dei terreni nei quali gli uomini dei NOE avevano rilevato che erano stati conferiti materiali inquinanti come affrontare la questione. La vicenda giudiziaria si è chiusa, ma mancano ancora gli ultimi accorgimenti per apporre la parola fine a una storia che sembrava essere senza fine.